guida i campionati siamo con mister Fedato. Mister, 1-0 sconfitta che ci poteva stare anche il pareggio contro la Liventina Gorgense per 1-0. Sì, se analizziamo un po' la partita, abbiamo preso gol su una disattenzione all'inizio, un calcio di punizione, sì, la barriera si è un po' aperta e abbiamo preso gol. Poi c'è stata anche la reazione, abbiamo anche ribattuto bene i loro attacchi, abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo se la metti dentro puoi fare dei punti, altrimenti la perdi, insomma. Dicevi delle occasioni, nel secondo tempo le avete anche create, li avete anche messi in difficoltà, poi però, come hai detto te, non si è concretizzato. Sì, loro è una squadra attrezzata, noi anche dopo preso il gol siamo stati in partita, non abbiamo cambiato più di tanto, abbiamo continuato a macinare il nostro gioco, ci abbiamo creduto, abbiamo creato le nostre belle occasioni, è stato bravo il portiere, un po' di fortuna e non siamo riusciti a pareggiarla, che forse era il risultato magari più giusto, insomma, se mettiamo nella bilancia le occasioni. Comunque la tua squadra è in crescita e si vede. Ma venivamo da una bruttissima partita, da una bruttissima sconfitta. Queste sono partite contro squadre così che non si caricano da sole, quindi sapevo che i ragazzi erano determinati, anche vista la sconfitta di sabato, erano concentrati e immaginavo che facessimo una bella partita. Purtroppo non ci premia il risultato, insomma, ma sotto il punto di vista del gioco, dell'impegno, devo dire che insomma c'erano due squadre a pari livello in campo, insomma. Ringraziamo il mister Fedato e buon campionato. Grazie e saluti a tutti.